Secondo noi, signor Dario Argento, famoso regista di film d'orrore. Grazie, io mi scanto veramente. Cioè, la notte un dove. E quando dormo non riesco a sognare. E quando riesco a sognare, sogno cose allucinanti. Per esempio, io certe volte mi chiedo, ma perché certe volte vai dal barbiere e non riesci a guardarti allo specchio? Questo è il mio taglio tipico. Che ne pensi? Ho cambiato 100 barbieri. Niente. Il taglio è sempre questo. Cristo sempre così. Io non riesco a guardarmi allo specchio. Perché in effetti mi scanto. Cioè, non capisco che cosa dipende. Forse dalle forbici o dal barbiere. Non lo so. Certo, poi mi viene un'idea e faccio un film. Quindi lei dice che fai film d'orrore per colpa del barbiere e del taglio di capelli, mi pare di capire. Cioè lei è convinto che fa brutti sogni perché ha un brutto taglio di capelli e perché non riesce a guardarsi allo specchio perché dice che i barbieri, le forbici. Cioè, mi sembra un pochino così questa cosa. Forse in realtà dovrebbe andare da uno specialista. Perché non ci sono andato? Sono andato da uno specialista, uno psichiatra, psicoterapeuta, che diciamo che dopo 5 sedute non riuscivo a dormire neanche lui e non riuscivo più a prendere sonno. A sto punto ne ho cercato un altro e anche quest'altro niente, e anche lui riusciva più a dormire. È una sorta di fratellanza ora. Siamo tutti scantati, non scantiamo. Ora la sera vi telefoniamo, facciamo una teleconferenza, una videoconferenza e ci teniamo compagnia. Perché siamo diventati proprio un gruppo di cose dire, tutti fuori, ne scantiamo, siamo tutti scantati. E ora non possiamo più dormire. E un riferimento, l'isabbiamento riferimento non c'è più. Che fa? Andiamo tutti in gruppo, io, i psichiatri, i psicoterapeuti, in terapia? E dove dobbiamo andare? Cioè io non lo capisco più. E ogni volta faccio film per lasciare passare il tempo. Perché non mancano più, cioè, io gli specchi tutti coperti. Mia figlia è metteria e gira e scappa da sta casa. Un cane si nasconde sotto il letto. Non mi toglie a chiuso, c'è una situazione impossibile, guardi. Io non me la fido più, giuro, sono arrivato ormai, non me la fido più.